Acchiappa l'idea! Oggi è tempo di fare la terza parte del presepe napoletano. Bentornati amici ed amiche sul terzo video legato alla serie del presepe in stile napoletano, che al momento mi si è smontato, cioè un secondo fa era in posizione, ma non avendo ancora fissato le casette qua è un po' cresciato tutto. Cosa andiamo a fare in questo video? Andiamo a installare le lucette, che ho questo filo che l'avevo già in casa, sono 50 luci a LED bianco calde e saranno più che sufficienti, forse ne basterebbero anche 25, però ho il filo da 50 quindi userò questo. E quando le scegliete magari prendetele di buona qualità, ecco, magari non proprio quelle dei cinesi, queste qua le avevo già in casa quindi uso queste, però se non si scaldano tantissimo è meglio. E poi un vigile del fuoco in uno scorso video mi ha suggerito, ed è molto importante, di non appoggiare direttamente il bulbo della lampadina al cartone e anche di spegnerle sia quando si esce di casa sia quando si va a letto, un po' per evitare sprechi di corrente ma anche per una questione di sicurezza, per evitare proprio ogni problema. Quindi oltre a mettere le lucette e a fissare quindi poi in maniera definitiva le casette, andremo a mettere il sughero e il muschio. Il grado di difficoltà, tempo necessario e costo del progetto sono gli stessi dei video precedenti e comunque li vedete qui. Iniziamo con la lavorazione. Le luci generalmente io cerco di nasconderle in modo che la lampadina faccia luce ma non si veda la lampadina e non si veda soprattutto il filo, cercando appunto di illuminarli senza che si vedano le lampadine. Inizio facendo qualche buco, direi circa 5, dietro a quelli che sono gli archi, nel punto in cui le lampadine poi fanno luce ma non si vedono. Fisso un pochino con la colla a caldo quella specie di trasformatore che ha il pulsantino poi per cambiare la modalità delle luci. Se mi serve faccio dei buchi dove far passare poi tutto il filo in modo da risparmiare spazio e come posso dire arrivare comodo con le luci senza dover stare a fare dei giri lunghi. E faccio sempre le prove in modo da vedere le posizioni giuste nel quale fissarle. Lì ho fatto qualche buco in modo da far arrivare la luce da sopra, cioè il filo rimane dietro al davanzale e poi illumina dentro la grotta sotto. Quando mi piace inizio a fissare le varie casette in maniera definitiva con la colla a caldo, stando attento a non fare dei punti dove la colla a caldo poi si vede, così che dopo c'è meno roba da nascondere con il muschio e con il sughero. Fisso bene utilizzando il fatto che dietro le casette sono ancora aperte e si riesce a lavorare facendo appunto girare il filo da dietro in modo da avere sia spazio di lavoro sia una buona visibilità appunto di tutta la struttura e del filo delle luci che stiamo posizionando. Qui posizioniamo delle luci e le ultime arriveranno lì nella casetta che poi è sulla destra guardando il presepe. Bene, adesso direi che ho finito di installare le lucette, vedete che non si vedono un granché. Questa mi sa che farò una cosa tipo fuoco, però come vedete alcune si vedono. Qua ho pensato, adesso ci vado a mettere dei teli tipo delle tende, ecco, mentre invece in altre casette così magari il telo lo metterò qua dietro oppure farò tipo una parete effetto legno qua in fondo a quelli che sono gli altri. Idem qua nella capanna, adesso vedo se ci metto una tela oppure faccio delle pareti appunto effetto legno. Però sono intanto abbastanza soddisfatto, quindi adesso vado a sistemare un po' questi teli sulle finestre e poi dopo penso che passeremo al sughero e al muschio. Allora sono andato a prendere delle stoffe e anche della carta. Allora questa stoffa qui vedete com'è semitrasparente e quindi penso che sarebbe perfetta. Se noi la mettiamo così, no, si vede in realtà, no. Questa stoffa qua invece mi sa che è un po' troppo grossa,
No, in realtà no. Prendo quindi un rettangolino di questa stoffa della giusta dimensione, facendo un attimo di prova, e poi lo vado a incollare sempre utilizzando la colla a caldo dietro, prima di andare poi a chiudere la casetta. Però lì ci mettiamo un altro telino, un altro lo metto in quell'altra finestra della casetta sotto. Questo invece è un telo che metto dietro, in modo da appunto chiudere un po' la casetta. Lo farò anche con quella lì, appunto, così. Bene, inizio a essere soddisfatto di come sta venendo l'aspetto delle luci. Adesso iniziamo a mettere dei pezzi di corteccia di sughero e del muschio a chiudere un po' tutti i buchi che vedete ci sono ancora, come qui, intorno, un po' dietro, un po' così appunto a fare una cornice. E se non avete il sughero potete usare anche delle cortecce di altre piante, il sughero si presta molto bene a questa lavorazione. Con cosa lavoriamo? Con un seghetto qualunque, con la lama diciamo da legno, però un po' seghettata, ecco, non la lama da ferro, una piccola raspa. Nel lavorare il sughero vado a creare delle parti piatte facendo dei tagli, utilizzando anche il cutter, in modo da farli aderire con le parti piatte delle nostre casette. E poi vado a sagomare i singoli pezzi di sughero, come vedete, facendo le prove delle dimensioni che devono avere, cercando di adattare i pezzi nei posti dove stanno meglio, ecco. Poi dietro andiamo a chiudere con dei fogli di cartone o di cartoncino, e poi iniziamo a mettere il muschio. Ne metto dei singoli ciuffetti ben misurati, ecco, non penso che col muschio bisogna esagerare o fare dei tappeti erbosi troppo grandi, ma va messo in punti specifici, magari dove si congiungono i pezzi di sughero con le strutture delle case, in modo da chiudere le crepe, come se l'erba nascesse da quel punto, ecco. Poi con della carta, questa qui era dentro un imballo Amazon, vado a chiudere un po' la parte dietro in una maniera definitiva, ma che mi costerebbe poco riaprirla se avessi bisogno. E finisco mettendo gli ultimi ciuffetti di muschio qua davanti, come vedete. Ma non solo muschio, nel senso che può essere bello e aiuta a differenziare, rendere più verosimile il presepe, aggiungere qualche altra fogliolina pagliuzza, magari un po' diversa. Allora, questi qui sono licheni da modellismo che si comprano, però non è indispensabile comprare questi. Potete cercare nel bosco e raccogliere voi un po' di lichene, senza esagerare perché non bisogna devastare i boschi, però un paio di ciuffetti a noi bastano. Oppure questi qui sono delle querce, queste sono delle piante grasse, queste qui è della semplice erba, questa invece sono delle pagliuzze, delle erbe raccolte, e appunto andiamo a mettere qualche ciuffetto in qua e in là per rendere sempre più verosimile e bello, arricchire un po' il nostro presepe. Vedrete che utilizzerò questa, che è una piccola colla a caldo, sempre a batteria, molto pratica, che lascia una goccina ancora più piccola, altrimenti va bene anche il Vinavil o va bene anche la colla a caldo, quella grande, però questa è un pochino più pratica, ecco. Anche qui il trucco per rendere la cosa naturale è non mettere grosse quantità di muschio e appunto fare dei ciuffi troppo grandi, ma fare dei ciuffettini piccoli, anche perché qua ragioniamo di statuine da 6 agli 8 cm, quindi anche i ciuffetti delle piantine devono essere poi proporzionati, e ne vado a mettere parecchi in modo che appunto sembri una struttura naturale di sviluppo delle piante. Aggiungo anche degli altri ciuffi per differenziare la vegetazione. Sono soddisfatto un po' delle pagliuzze che ho inserito. Adesso andiamo a dare con la colla vinilica un po' in qua e in là sui pavimenti, non in maniera uniforme, ma appunto dandola un po' spargugliata, e poi andremo a mettere un pochino di sabbia, un pochino di segatura, un pochino di pagliuzze, magari nelle zone un pochino più sotto, diciamo nella grotta, nelle stanze, più della pagliuzza diciamo giallina, in modo che sembri appunto paglia, in particolare nella grotta per l'asino e il bue, e invece nelle parti dove c'è più camminamento più della
della ghiaia della sabbiolina, ecco, e un po' in giro un po' di segatura, così. Con il Vinavil non bisogna esagerare, ma neanche metterne troppo poco. Non è indispensabile coprire proprio tutta la superficie che bisogna decorare, in modo da lasciare anche qualche spazio poi al pavimento che abbiamo fatto sotto, che comunque ci è costato un po' di fatica e vale la pena che sia un po' visto. Quindi magari sulle scale ancora meno. Andiamo quindi a un pochino rendere non uniforme sia gli scalini che i vari piani che gli interni un po' delle case. Per concludere bisogna, una volta che si è asciugato il tutto, scrollare l'eccedenza delle nostre pagliuzze, oppure si potrebbe usare la pistola con l'aria soffiata per appunto togliere l'eccedenza. Vediamo. E anche per questa fase siamo soddisfatti. Se vi siete persi gli altri 2 video li trovate sul canale. Mentre invece la scheda progetto con tutte le misure di questo progetto qui la trovate sul mio sito www.acchiappalidea.com sezione progetti. Inoltre sul sito c'è anche lo shop dove vendo alcune delle mie creazioni. Se vi interessa fateci un salto. Noi ci vediamo la prossima settimana con l'ultima parte di questo progetto qui, dove realizzeremo tutta la parte di decorazione e di allestimento del presepe, perché al momento è un villaggio spoglio, mentre invece vogliamo renderlo un villaggio vivo. Quindi ho in mente 2 o 3 cosine, in particolare qui vorrei mettere un po' di ringhiere e poi magari, non so, qui dei panni da stendere. Comunque qualcosa mi farò venire in mente e niente, noi ci vediamo quindi nel prossimo video oppure in un'altra idea creativa. Ciao!